Allora, siamo con Massimo Pin della segreteria provinciale di Rifondazione Comunista qui a Portogruaro. Oggi c'è un'iniziativa promossa dal vostro partito definita Patrimoniale Day. Ce ne puoi parlare? Sì, tanto buongiorno. Questa iniziativa che stiamo appunto oggi facendo qui a Portogruaro attraverso questa raccolta firme che fino adesso ha avuto un buon esito, perché siamo già al terzo modulo e la gente si avvicina al nostro gazebo appunto chiedendo come mai siamo qui e leggendo anche quello che abbiamo scritto, anche i ricchi devono pagare, abbiamo utilizzato questo slogan, vengono a firmare il numero Consistente. quantità consistente. Quello che chiediamo noi è appunto innanzitutto un intervento completamente diverso a livello appunto di dove ricavare i fondi di cui adesso il nostro paese. Ma stiamo parlando, per capirci, della manovra finanziaria. La manovra finanziaria. Noi intendiamo attraverso questa raccolta firme promuovere una petizione per rovesciare, diciamo, quello che è il sistema di prelievo che è stato fatto finora, proponendo appunto una patrimoniale sui redditi più alti. Addirittura abbiamo posto un'asticella altissima che è quella del €1.000.000 e poi altre misure quali appunto il taglio delle spese militari e il ritiro delle nostre forze dell'esercito italiano dall'Afghanistan e da qualsiasi teatro di guerra. Taglio anche della politica. Taglio anche della politica, abbiamo chiesto appunto la riduzione di quelli che sono gli stipendi delle caste. Scusa se ti interrompo, sì. Per taglio della politica intendete anche il taglio del numero dei deputati, dei politici? Possono esserci diverse opzioni. Innanzitutto il taglio di quelli che sono gli stipendi e tutti i privilegi di cui la casta politica si avvale. Vitalizio anche, tra l'altro. Ce ne sono tantissimi, dai vitalizi o comunque tutte le forme di privilegio che differenziano, creano una casta, appunto, come abbiamo detto, oligarchica nel nostro paese, che poi mantiene questi privilegi vita natural durante. Sul numero invece? Sul numero non vorrei che si cadesse nell'errore che riducendo il numero dei rappresentanti in Parlamento si andasse a creare quello che può essere un deficit di democrazia. Per esempio, noi come partito non siamo a favore della proposta avanzata anche da altri partiti del centro-sinistra di sostituire il porcellum con il mattarellum, perché comunque non è riteniamo il maggioritario una forma non democratica di rappresentazione di quella che è la realtà, diciamo, politico-sociale del nostro paese. Noi siamo per un proporzionale puro, dove una testa vale un voto, su un voto una testa. Una soglia di sbarramento? Senza soglia di sbarramento, perché la vera democrazia si vede dove la società è completamente rappresentata da quella che è la sua classe politica. Ma non c'è rischio di ingovernabilità in questo modo, con tanti partitini? Tante correnti magari. Abbiamo visto che ci avevano venduto l'idea del maggioritario, l'avevano venduto al paese dicendo che questo avrebbe ridotto il numero dei partiti, invece si sono moltiplicati in forma endemica, perché comunque i partiti o i partitini possono nascere e anche rimanere all'interno di una coalizione. Lo abbiamo visto con il sistema maggioritario, dove anche partiti che presenti magari solamente in qualche enclave territoriale, mi viene in mente appunto Mastella, hanno ricattato governi con il loro 0,6%. In questo caso Mastella con il governo Prodi, ma vi sono tantissimi altri esempi in tutto il paese, nel sud come nel nord, dove un partito piccolissimo può comunque ricattare quello che è una più ampia maggioranza.